Venerdì 8 novembre, alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, si è tenuto il primo appuntamento di novembre della rassegna culturale Aperilibro. Protagonista della serata è stato Mario Giuseppe Sabbadin, che ha presentato il suo romanzo d'esordio La leggenda del bambino del popolo Lucertola, una vincente narrazione storica ambientata nel secondo secolo d.C. Vi chiederete cos'è il popolo Lucertola. Allora, lo chiamavano popolo Lucertola, erano i sarmati, abitatori delle steppe asiatiche, che avevano sviluppato un'armatura molto flessibile fatta a scaglie, quindi assomigliavano molto alla pelle della lucertola. Questo libro parla del viaggio di un loro guerriero che appunto dall'attuale Ucraina, dove inizia la storia, attraversa l'Europa fino al Vallo di Adriano nel secondo secolo d.C. Loro sono stati i primi che hanno iniziato ad usare una spada lunga a doppio taglio, doppio filo, e con questo naturalmente si sono distinti nelle varie battaglie perché potevano colpire con la spada lunga molto più velocemente rispetto ad altri del periodo, compresi i romani, che avevano invece le spade corte. Questa è la parte storica, mentre nel libro la parte è romanzo. Sì. Una parte diciamo di romanzo che riguarda loro avevano un particolare che avevano come emblema, come simbolo un drago. Quindi avevano un medaglione con stampato un drago, con disegnato un drago, e nel libro io mi domando come mai c'è questa sempre simbologia del drago, non solo in queste popolazioni, ma in varie culture. Questa è una domanda che faccio poi al lettore. La leggenda del bambino del popolo Lucertola è edito da Editrice Artistica Bassano. Ma diciamo che nel nostro territorio abbiamo la fortuna di poter contare su molti talenti che sono inespressi e che attraverso l'attività che noi svolgiamo con i libri, con le riviste, l'Illustre Bassanese e Bassano News, è più facile contattare. Naturalmente è un'attività difficile la nostra, viviamo anni molto complicati, però cerchiamo di tenere alta questa bandiera e di essere un piccolo presidio culturale del territorio, come peraltro sono tutti gli amici di Brai che si affaticano giorno dopo giorno per tenere alta questa bandiera. Al termine della presentazione, i partecipanti hanno potuto trattenersi per un aperitivo offerto dalla libreria, come da tradizione della rassegna. Questo qua è un romanzo a sé stante oppure ha qualche progetto che si collega? Il romanzo ha una doppia storia con un finale inatteso. Ci sarà, come lo chiamano, un sequel, un seguito, che però sto sviluppando perché non è facile. Qua c'è un po' di storia, dopo devo cominciare a vedere un po' le vicende attuali.